Incrocio di dati in tempo reale, ma soprattutto verifiche dirette sul campo, anche in futuro, con possibilità di pattuglie miste contro i furbetti della tassa di soggiorno. A Venezia è siglato un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza e Polizia Municipale, il primo in provincia. 7 su 10 le strutture ricettive della città risultati irregolari nel 2012, un anno solo di osservazione. Numeri che richiedono un'azione mirata di contrasto, perché dal 2013 con gli accertamenti si farà sul serio. Venezia è la meta turistica sicuramente più ambita al mondo e quindi registra, come tutti sappiamo, milioni di presenze. Noi auspichiamo anzi che aumentino questi milioni di presenze. Naturalmente occorre che siano rispettate le norme. Un'imposta mal digerita sin dal suo nascere la tassa di soggiorno, un'imposta necessaria per la sopravvivenza e il mantenimento della città, precisa il sindaco Orsoni. Di fatto, la nuova collaborazione in ottica di spending review permetterà l'incrocio di banche dati, ma non solo. Gli elementi raccolti dalla Polizia Locale nell'ambito dei propri controlli sulla tassa di soggiorno utili quali elementi per i quali si possa ritenere vi possano essere state delle violazioni fiscali verranno segnalate alla Guardia di Finanza e viceversa nel nostro caso segnaleremo lo stesso alla Polizia Municipale. I controlli sono i benvenuti, commenta Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Albergatori di Venezia. Le nostre strutture sono in regola, le verifiche dovrebbero concentrarsi nell'area grigia della ricettività cittadina, dai bed and breakfast agli appartamenti. Strutture piccole, in alcuni casi abusive, che non riescono tra l'altro a garantire la funzione di agente riscossore della tassa imposta dal Comune. E contro questa funzione continua la battaglia degli alberghi di Venezia, che su questo punto hanno pronto un ricorso al TAR.